Ciao a tutti, oggi andrò a fare un giro oltre confine, andrò in Slovenia sul monte Mangard. Ecco, è entrato in Slovenia, quello lassù è il Mangard. Qui si paga un pedaggio di 10 euro a veicolo che serve per la manutenzione dei parcheggi della strada e dell'ambiente.
Bene, ora andrò a visitare la batteria Sella Predil. Questo è l'altro confine con l'Italia verso Cave del Predil. E adesso vi porto con me all'interno. Questa struttura militare è stata costruita nel 1897 dall'impero austro-ungarico e poteva ospitare una guarnigione media di 5 ufficiali e 107 uomini. È dotata di numerose feritoie per fucili e mitragliatrici e tutto necessario per la vita all'interno: cucina, infermerie, servizi igienici, deposito munizioni e quant'altro. Questa batteria comunque non fu utilizzata nella prima guerra mondiale, ma fu comunque bombardata e danneggiata seriamente dall'esercito italiano. Adesso, sempre per la Slovenia, ritorno a casa. La bellezza dei segnali sloveni che segnalano di stare attenti che ci potrebbe essere un motociclista caduto dopo la curva. Bene, il video termina qui e come sempre tanti saluti e buona strada.